La rassegna letteraria Città di Olbia, la cui serata di gala si è svolta nella Biblioteca Simpliciana, ha stabilito un record significativo. I 189 autori a concorso alla terza edizione del premio, con sezioni per elaborati in logudorese e gallurese. A vincere tra i racconti brevi in italiano lo sceneggiatore Ciro Zecca con 8 meno un quarto. Il racconto parla di un uomo che sta per morire ed è convinto che nessuno andrà al suo funerale perché non ha amici, perché lui faceva il vigile urbano e quindi ha un sacco di nemici in paese, e quindi decide di investire tutti gli ultimi risparmi per pagare delle comparse che vadano al suo funerale quando lui sarà morto. La biblioteca sta già iniziando a lavorare per il 2017 per la quinta edizione della rassegna letteraria Sul filo del discorso, e poi tutte le altre attività sempre collaterali alla promozione della lettura e alla promozione della biblioteca. Questo è un punto di partenza, la biblioteca sta lavorando tantissimo, ma non solo la biblioteca ma tutto il comparto, perché Olbia diventi una vera e propria città culturale del nord Sardegna. Un posto molto bello, un concorso molto ben strutturato, e questo l'ha dimostrato anche il numero di partecipanti, e questo mi fa ancora più piacere perché insomma essere arrivati primi su tanti è meglio che essere arrivati primi su pochi. La Biblioteca Simpliciana vorrebbe crescere di taglia, forte di 23.000 presenze all'anno, manca lo spazio per nuovi volumi negli scaffali e c'è chi alle volte non trova posto nelle aule di Corso Umberto.